E finalmente si riparte, lo facciamo con un amico di sempre che non vuol certo mollare. Questa è un'occasione buona per la Torres e per riprendersi qualcosa che manca da qualche anno. Mi pare di aver visto la costruzione di una squadra con mister Mariotti particolare, tanta esperienza, tanta gioventù e tanta voglia di fare. Giacomo. Sì, dai, è un'emozione, questo è il primo giorno, si vedono tanti volti nuovi, bene o male tutti entusiasti dell'avventura che andremo a vivere, c'è tanta territorialità, ci sono tanti ragazzi sardi, molti ragazzi di fuori che comunque hanno già vestito questa maglia e ne conoscono l'importanza. Ci sono tutti i presupposti per poter fare bene, in questo momento dobbiamo lavorare sul campo e anche fuori per amalgamare questo gruppo. Io penso che lavorando bene e cercando comunque tutti di levarsi qualcosa per metterlo a disposizione della causa Torres riusciremo a sorridere molto di più rispetto all'anno scorso. Giacomo De Marti, se la tua esperienza ti porta a dover fare necessariamente anche da chioccia a molti giovani che sono presenti in questa squadra, il fatto della territorialità ci piace perché voi lavorerete presso il Pepino Sau, quindi il mister ha sottolineato una cosa importante, cercare di vivere la città e la città che viva voi, un feeling che deve ancora di più ricucirsi nella maniera giusta, perché Torres è Torres. Assolutamente sì, dobbiamo ricostituire tutte le parti più importanti, cioè la squadra, la società, la tifoseria, cercare l'unione che comunque è sempre la forza più importante anche nello sport. Sono convinto che riusciremo a farlo perché ci sono comunque tutte le condizioni positive per poter arrivarci. D'altro canto noi dobbiamo solo pensare a lavorare sul campo per conoscerci meglio e acquisire un po' quell'alchimia che serve per arrivare ad una condizione che ci può portare sia con la Coppa Italia che col campionato a vivere subito delle partite positive che possano comunque creare quell'entusiasmo che ci può permettere anche di lavorare con tranquillità per raggiungere dei risultati importanti. Ultimissima domanda, l'ho fatta anche con chi ti ha preceduto in questo breve giro di interviste. La Lega, le sue intuizioni, continua a cambiare le carte in tavola. Cioè voi lavorate, noi siamo una società peraltro blasonata e quant'altro, ma con limitate risorse economiche, quindi dovremo andare a fare i conti con società che invece sembra quasi che vengano messe in questi raggruppamenti per passare subito. È un po' penalizzante dal punto di vista dell'impegno perché insomma ci sono squadre che francamente con i budget che hanno, con i giocatori che hanno, sembrano proprio di un'altra lega, giusto per usare un eufemismo. Sì, diciamo che questa crisi che comunque accompagna il panorama calcistico italiano anche nei grandi livelli sta portando, come lo scorso anno è successo con l'Avellino, delle piazze che sono fuori categoria. Si parla adesso del Palermo, non so quante possibilità ci siano, quanto siano fondate comunque diciamo non solo voci. sì, perché poi c'è da considerare che comunque c'è un iter molto particolare. È chiaro che comunque per molte società che hanno già predisposto un campionato di un certo tipo, avere una squadra che chiaramente di partenza punta alla vittoria del campionato non è una cosa molto carina, però in ogni caso dobbiamo pensare a noi e cercare di fare il nostro bel campionato senza pensare agli altri e vedremo un po' cosa viene fuori. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.